Ciao, benvenuto. Oggi siamo nel Tarvisiano per un giro invernale. Siamo a gennaio, oggi è il 5, la neve ancora scarseggia purtroppo. Qui nel Tarvisiano ce n'è un po' di più, anche l'altro giorno ha nevicato un paio di centimetri, quindi oggi saliamo sullo Yoff di Sondogna, dove dovrebbe esserci un po' di neve, usiamo un po' i ramponi. Questo è il rifugio greco, siamo già partiti da un 40 minuti circa, adesso avremo un'oretta ancora per salire sullo Yoff. Anche qui è zona ricca di trincee, qui dietro c'è lo Yoff di Miezeniot dove siamo saliti quest'estate. Per ora fino adesso è stato nuvoloso, adesso è uscito il sole, fa freddino, c'erano meno 5 gradi prima, adesso si sta un po' meglio, camminando si sta bene. Adesso ripartiamo e ci sentiamo quando arriviamo sullo Yoff di Sondogna. A dopo. Allora, in 2 ore circa siamo arrivati sulla cima dello Yoff di Sondogna e tirava un vento fortissimo e molto freddo, quindi abbiamo fatto 2 foto e poi siamo subito scesi verso le trincee. Come avrai visto nelle immagini ci sono vecchi resti, trincee, baracche, c'è anche una specie di passaggio in galleria e adesso invece siamo tornati giù un po' prima della cima, un 50 metri prima della cima, e qui dietro di me c'è il bivacco Kopfak. Adesso è diventato un ricovero, un bivacco. Una volta durante la guerra era un osservatorio militare e serviva a dominare l'intera Val Saisera dove passava il confine. Adesso te lo faccio vedere. Anche qui c'è qualche resto, qui c'è una piccola baracca, c'erano trinceramenti e ecco qua c'è questo piccolo spazio e questo qui era l'osservatorio militare. Adesso è stato un po' adibito più che a bivacco a ricovero. Molto spartano, c'è un tavolo, ben 2 sedie, una teiera probabilmente del 15-18 e poi una stufa, anche questa probabilmente abbastanza vecchia, non sarà di certo originale, ma c'è un po' di legna e 2 mestoli, un paio di padelle. E sì, insomma era abbastanza importante perché appunto si dominava l'intera Val Saisera, il confine passava sotto lì, anzi anche un po' più sopra, e di là c'erano gli austriaci, di qua gli italiani.
Anche c'è un'altra finestrella, un altro punto di osservazione. Quelli che vedi qui davanti c'è il Monte Piper e tutto il sentiero Battaglioni Gemona dove sono stato quest'estate. Questo qui è lo Yoff di Miezeniot e sotto c'è anche lì l'ex villaggio militare dello Yoff di Miezeniot. Il confine quindi da quella punta lì, che è lo Yoff di Miezeniot, correva, adesso non so di preciso su che dorsale, e tagliava la Val Saisera dove c'è il laghetto circa, dove siamo passati prima, e poi veniva su qua. Qui c'era il ricovero, poi sopra qui ci sono altre trincee, dietro lo Yoff di Somdogna ce n'è altre. Qui puoi vedere tutta la Val Saisera, poi c'è Cima Cacciatore, il Lussari, laggiù in fondo il Mangart, poi qui c'è il Nabois, lo Yoff Fuart, poi tutti il Moderon, dove c'è il bivacco Luca Ueri, che è il Montasio. Qui era tutta Italia, da cui diciamo qua Italia, mentre lungo la valle e giù verso la valle del Gail c'erano gli austro-ungarici. Adesso, come puoi vedere, anche qui il sole se n'è andato. Fino a 5 minuti fa c'era un po' di sole, adesso è finito dietro il Montasio, inizia a fare freddino. Mi sa che torneremo giù almeno un pezzettino, così a occhio mi sa che il sole non lo vediamo più. Il Grego è aperto, magari ci fermiamo lì un momento e ci sentiamo dopo. Allora, siamo tornati alla macchina, siamo arrivati, ci siamo fermati un attimo per una birretta al rifugio e ho chiesto al gestore, mi ha detto che è aperto i fine settimana, probabilmente adesso periodo di Natale era aperto quasi ogni giorno, da adesso in avanti dovrebbe essere aperto i fine settimana. Comunque consiglio una telefonata perché mi sa che va un po' a naso del gestore. Il giro mi è piaciuto, è un giro facile da fare d'estate, così in invernale è un po' più difficile. Si può andare con le ciaspole fino al Grego, anche fino al laghetto, forse si può intraprendere con le ciaspole anche il sentiero che abbiamo fatto fino ai Mughi. Dopo è meglio avere i ramponi, almeno i ramponi, senza se la neve molla, ma oggi era da ramponi, anche perché quando si raggiunge vicino al ricovero, dove è un po' più esposto, inizia a soffiare vento, la neve ghiaccia e quindi è pericoloso e si rischia di scivolare. Sì, questo giro poi è anche bello dal punto di vista storico, ci sono i resti delle trincee, dei baraccamenti, e farlo così in invernale magari aiuta un po', almeno a rendersi un po' più conto di come vivevano i soldati. Certo, non si possono fare paragoni, noi abbiamo altri materiali, siamo vestiti in altro modo e soprattutto non c'è la guerra, però probabilmente affrontare l'itinerario in queste condizioni, essere su, vedere la neve, anche se adesso non ce n'è tantissima, però ce n'era abbastanza, magari aiuta un po' di più a rendersi conto che cos'era in quel tempo vivere a 1800-1700 metri. C'era parecchia neve rispetto ad altre zone qua in Friuli, devo dire che ce n'era, probabilmente perché il sole non batte molto, batterà un paio di ore, poi va dietro qui al Montasio e non si vede più, quindi probabilmente ha nevicato, è rimasta un po' di neve e ce n'è. L'altro giorno ha nevicato, si vedeva un po', deve aver nevicato un paio di centimetri, però c'è un paesaggio quasi completamente invernale. Probabilmente ce ne potrebbe essere di più, ma insomma dai, non ci lamentiamo. Sotto magari ti lascio informazioni sul rifugio, sul giro, la traccia GPS. Ti dico, d'estate è un bel giro da fare, d'inverno con le ciaspole, magari arrivare al laghetto
o al rifugio, poi se è aperto si mangia, può essere una buona soluzione. Bene, allora io ti ringrazio per avermi seguito, spero che il video ti sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, a presto!